Bentrovati telespettatori di 7 Gold, canale 15 del digitale terrestre. Rieccoci di nuovo insieme anche per questa settimana per l'appuntamento con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Siamo come al solito pronti a raccontare il campionato di Serie D che tra l'altro ritorna in campo proprio oggi pomeriggio. Avremo riflettori puntati anche sui due gironi del campionato di eccellenza, ma oggi nella puntata odierna vogliamo un po' stravolgere la nostra scaletta perché inizieremo invece a parlare del campionato di promozione, in modo particolare di un girone, il girone D, perché abbiamo il team manager del Vittoria, attualmente primo in classifica, che è venuto a trovarci nella puntata odierna di Penalty. Parliamo con Stefano Frasca, che abbiamo invitato oggi qui perché dobbiamo anche capire quale sarà il grande progetto di questo Vittoria 2022-2023. Buongiorno e grazie per l'invito a questa È un piacere anche trasmissione. nostro. È un Grazie. piacere anche nostro. Allora, parliamo di questo Vittoria. Sì, diciamo che abbiamo iniziato la stagione nel miglior dei modi, stiamo facendo bene, questo diciamo, porto anche il saluto del presidente, di tutta la società e tutto lo staff. Diciamo che in estate ci siamo organizzati bene, abbiamo allestito una squadra diciamo, importante per fare un buon campionato. Vittoria ha fame di calcio. Vittoria ha fame di calcio e per questo motivo diciamo, la compagine societaria diciamo, che si è in estate strutturata nuovamente con nuove figure, tra cui il presidente Miccoli, il vicepresidente Tidone, il direttore generale Bellino, poi la mia persona e tanti altri dirigenti e collaboratori che diciamo, vogliono riportare vivo il calcio a Vittoria. Ma soprattutto avete messo su una squadra certamente di grande qualità tecnica e morale. E infatti stavo dicendo che lo staff tecnico è stato scelto, penso il migliore che l'anno scorso abbia fatto il campionato di promozione, e poi diciamo, sono anche, il parco giocatori è stato allestito in un certo modo importante, con un rientro di tantissimi ragazzi di Vittoria che giocavano nei paesi limitrofi e anche in categorie diciamo, molto più elevate che della promozione. Hanno fatto il suo rientro a Vittoria perché, ripeto, vogliamo fare un campionato importante e soprattutto di vertice. Anche perché giustamente una piazza importante come Vittoria, che ha una storia, no? Hanno disputato parecchi campionati anche tra i professionisti, vederla relegata per molti anni nelle zone basse delle categorie un po' dispiaceva. Adesso che c'è questa voglia di ritornare a giocare, giustamente fate bene ad organizzare intanto la società, che è il punto più importante. I risultati poi arrivano. Esattamente, si poteva puntare a tante altre cose come ripescaggi e qualsiasi altro aneddoto diciamo, esterno, non direttamente a quello che è il risultato del campo, però con questa nuova società diciamo, si è deciso di comune accordo di dare vita a un progetto che sia duraturo, diciamo ben organizzato e strutturato per far sì che quando si è nelle categorie dove conta come eccellenza e Serie D arrivi con un'organizzazione abbastanza importante. Assolutamente. Poi Vittoria, ripeto, come hai detto bene tu, ha fame di calcio e il pubblico è molto focoso già dall'anno scorso che ci segue in un certo modo. Io ricordo che noi abbiamo una tifoseria organizzata che, ripeto, è storica. È storica. E quindi spero che prossimamente apriremo il nostro stadio e quindi potremo accogliere tutti i vittoriesi per ridare nuovamente diciamo, vigore diciamo, a una città intera di calcio che chiaramente a Vittoria mancava un po' da qualche anno. Tra l'altro un girone D che vi vede attualmente in testa, ma bisogna guardarsi dietro anche, no? Nel senso che c'è il Gela, l'Atletico Catania 1994, c'è anche l'FCM Mister Bianco che è lì pronta a insomma, cercare di agganciare prima possibile la vetta che attualmente insomma, è di vostra proprietà. Sì, assolutamente, ancora diciamo, è molto presto per parlare di campionati vinti e quant'altro. Le partite si giocano una per una, i ragazzi lo sanno benissimo. Beh, in fondo noi siamo soltanto alla sesta giornata. Siamo alla sesta giornata, ma noi abbiamo sempre detto sia alla squadra sia allo staff come società di fare il nostro percorso. Bene. Per noi ad oggi è una grande sorpresa aver fatto 6 vittorie tra campionato e coppa e 3 pareggi, quindi diciamo abbiamo uno score abbastanza positivo, facciamo gol in maniera anche bella, divertente, facciamo divertire e soprattutto ci difendiamo bene, quindi in un certo qual senso diciamo
stiamo riuscendo in quello che è l'intento della società. Certamente. Poi i ragazzi sanno benissimo che, ripeto, diciamo, rispettiamo tutti, non abbiamo paura di nessuno. Giusto. Però sappiamo benissimo che il girone D quest'anno a sorpresa sono state inserite le catanesi, sono state inserite anche il Gela stesso. Un po' questa cosa ci piace, così insomma sì, diciamo il campionato prende più forza, era preventivato, più vigore. diciamo, vittoria Gela, poi giustamente l'inserimento dell'Atletico Catania, l'inserimento di queste squadre di Mister Bianco che sono abbastanza toste, più qualche altra mina vagante sempre ci sarà. Insomma, ci sarà da battagliare sino all'ultima giornata. Ci sarà da divertirsi. Tra l'altro sabato avete pareggiato in un campo difficilissimo come quello del Megara, è finita 1-1, nel frattempo stiamo guardando le immagini con il primo gol spettacolare di Agosta, no? Sì, che vi ha portato in vantaggio, poi nella parte finale siete stati raggiunti, un pareggio credo che sia abbastanza equo comunque. Allora, Stefano. io dico una cosa molto semplice perché certe volte parlo in casa, fuori casa, campi brutti, campi belli. Noi da inizio campionato ad oggi abbiamo giocato sempre fuori casa, quindi allora, ad oggi avere 16 punti, aver fatto 5 vittorie e un pareggio dà merito ai ragazzi, allo staff tecnico per il lavoro che hanno fatto. Speriamo di tornare a casa e di iniziare a fare i punti che contano là, perché aspettiamo il Gela, avremo lo scontro con il Motta nelle prossime settimane, quindi diciamo ci sarà il ritorno di Coppa sempre con il Gela, dove ci siamo già testati. attenzione perché la Coppa diventa anche una buona possibilità per raggiungere l'eccellenza. La Coppa in prima categoria e in seconda prima e promozione è molto importante, certo, perché è un altro accesso, ci sono 3 chance, sì, campionato, Coppa, playoff. la giocate insomma. Dico, siamo qui per divertirci, come dicevo poco fa, dico, abbiamo fatto già qualcosa di importante, perché ad inizio campionato non ci potevamo aspettare di fare 5 vittorie e un pareggio, nel senso siamo costruiti per fare bene, però è una sorpresa perché diciamo, abbiamo ripreso delle partite importanti come a Mister Bianco, certo, eravamo in fase di pareggio fino al 90esimo, a Canicattì fino al 90esimo stavamo perdendo e poi l'abbiamo ribaltata nei minuti di recupero. Sabato abbiamo effettivamente giocato in un campo difficile, ripeto, abbiamo fatto la nostra partita perché abbiamo dominato per almeno 60 minuti. Poi è normale che se non la chiudi sul 2-3-0 rischi poi di beccare il pareggio, poi diciamo, di prendere il pareggio. Penso anche che il Megara sia una bella squadra. Guarda, sono sicuro. Molte volte si guarda la classifica ma non si guarda lo score, perché il Megara in casa è fortissimo e negli anni ha dato a che vedere. Quel campo sarà un campo difficilissimo per tutti, non è stato difficile solo per voi. Assolutamente, noi abbiamo preso il gol, diciamo, gli ultimi 3 minuti, ripeto, potevamo fare di più, però dico, sempre fuori casa e quant'altro, e dico, il Megara non deve essere visto per i 3 punti che ha, ma effettivamente ha perso una partita a tavolino per il discorso del giudice sportivo, quindi quando si parla sicuramente recupererà posizioni in classifica. Dico, noi, ripeto, rispetto di tutti e paura di nessuno, perché siamo costruiti per d'altra parte il campionato, come l'abbiamo detto poc'anzi, è lungo, quindi ci sarà modo anche per capire quali sono i percorsi di ogni singola società. Allora adesso ci fermiamo, un brevissimo stacco pubblicitario, poi subito dopo partiremo con il campionato di Serie D, con i risultati e le classifiche delle partite che si sono disputate domenica, una Serie D che tra l'altro oggi pomeriggio ritorna in campo. Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antone. Servizi di compravendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria. Ed inoltre assistenza partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 6174 981 oppure 095 6174 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giadaimmobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere. Eccoci rientrati e, come ho detto poc'anzi, subito adesso il campionato di Serie D. Si è giocata la 6ª giornata di andata, guardiamo subito il tabellino dei risultati.
Canicattì FC Trapani 2-2, Castrovillari batte San Cataldese 1-0, Città di Aciriale Real Aversa 1925 0-0, Città di Sant'Agata batte San Luca 4-1, Ragusa Calcio batte Cittanova 4-1, vittoria anche fuori casa del Santa Maria Cilento 1-0 contro l'FC Lamezia Terme, 5-1 della Vibonese contro il Locri 1909, vittoria esterna anche per il Licata 1-0 a Paternò ed infine ennesima vittoria del Catania 2-1 contro la Mariglianese. In classifica a questo punto solitaria in vetta abbiamo la squadra di Ferraro. Il Catania in testa con 18 punti, 15 per l'FC Lamezia Terme, 13 punti Vibonese, con 12 il Ragusa Calcio, 11 punti Real Aversa 1925, con 9 punti Città di Sant'Agata, Locri 1909, con 8 il Città di Aciriale. Con 7 punti FC Trapani, Canicattì e Santa Maria Cilento insieme al Castrovillari, 5 punti per il Licata, 4 punti per Paternò Calcio, Cittanova, con 3 punti Mariglianese, San Luca e San Cataldese. Come ho detto poc'anzi, si ritorna in campo oggi pomeriggio, guardiamo subito il tabellino di questo interessante turno infrasettimanale. FC Trapani, FC Lamezia Terme, Licata Calcio, Città di Sant'Agata, Santa Maria Cilento, Città di Aciriale, Ragusa Calcio Canicattì, Real Aversa 1925 San Cataldese, San Luca Cittanova, Mariglianese Castrovillari, Vibonese Calcio Paternò Calcio ed infine Catania Locri 1909. Intanto partiamo subito dalla notizia che è arrivata nel pomeriggio di lunedì, l'esonero di Alfio Torisi, allenatore del Trapani. Tra l'altro un esonero secondo me un po' strano perché la squadra sì d'accordo non sta facendo grandissimi punti, non ha ancora addirittura vinto neanche una partita, però è anche vero che è imbattuta. Che ne pensi Stefano di questo esonero secondo me un po' affrettato da parte della società? Sì, diciamo che il campionato di Serie D, diciamo, anche forse per questa nuova decisione che si è avuta dai vertici dell'associazione che si può ritornare ad allenare nella stessa stagione, cioè, l'importante è che l'esonero avviene il 30 novembre. Sì, e poi diciamo l'allenatore va in un'altra categoria e quant'altro, quindi dico ci sono tante situazioni molto particolari attorno a questo discorso, quindi non metto merito, dico Trapani sicuramente è una di quelle piazze che deve ritornare diciamo, a splendere, a dare lustro per quello che è il Trapani Calcio. Poca pazienza? Sicuramente poca pazienza, perché questo allenatore ne ho sentito parlare molto bene, anno ha fatto anche molti fatti, quindi vero. molti risultati importanti. Però il gioco del calcio è anche questo. Il gioco del calcio secondo me diciamo, oggi si pecca di un po' di pazienza e quant'altro. Sorpreso da questa Serie D di 2 squadre. Tra poco ne parliamo, okay. Perché insomma avremo un quadro completo anche con le altre squadre di questo girone I, perché proprio inerente la partita del Trapani che ha disputato contro il Canicattì che si è conclusa 2-2, sentiamo le parole di Lillo Bonfatto, proprio allenatore invece del Canicattì, che in questo momento certamente sta vivendo un momento molto positivo. Sapevamo di affrontare un Trapani che veniva qui, che ultimamente non è andato benissimo, veniva qui per cercare la svolta, però non c'è stata, anzi devo essere sincero, la mia squadra mi è piaciuta tanto, sia il primo tempo ma soprattutto il secondo tempo. E se proprio devo essere obiettivo e sincero, forse una squadra che il secondo tempo poteva portare a casa la vittoria era il Canicattì, prendendo 2 pali, creando qualche occasione importante, però siamo stati bravi perché poi andare in svantaggio 2 volte e riprenderla non è mai facile. Quindi faccio un applauso a questi ragazzi che hanno dato l'anima con grande determinazione ma soprattutto con grande umiltà, hanno cercato di giocare, hanno cercato di fare tutto il possibile per portare a casa punti. Non dobbiamo mai mollare, noi sappiamo che abbiamo un obiettivo e il nostro obiettivo è quello di raggiungere una salvezza prima possibile. Siamo una matricola e quindi quello lo dobbiamo avere di nostro, non dobbiamo mai mollare un centimetro, qualsiasi cosa succeda. Infatti questa squadra credo che fino ad oggi non ha mai mollato, ci stanno le sconfitte, però non ha mai mollato mentalmente, quello è la cosa principale.
È finita invece 0-0 l'incontro Città di Aciriale Real Aversa 1925. Nel caso della Aciriale, esonerato mister Marchese, caro Stefano, il mister si è ritrovato con una vittoria, adesso con un pareggio, insomma ha un percorso positivo appena è arrivato ad Aciriale. Sì, sì, no, è un allenatore che sicuramente sa il fatto suo, dico, in ogni caso ancora l'incisione penso che ci sia relativamente, diciamo, poco sulla squadra, però è una reazione della squadra abbastanza positiva, diciamo, alla sua venuta. Ennesima vittoria invece per il Città di Sant'Agata che travolge in casa il San Luca per 4-1. Guardiamoci il servizio. Un Super Sant'Agata batte il San Luca nella sesta giornata di Serie D e conquista anche la prima vittoria casalinga della stagione. I biancoazzurri di Vanzettono possono così finalmente brindare per i 3 punti davanti al pubblico amico. Con la nostra sintesi andiamo a vedere le 5 reti che hanno caratterizzato il match del Fresina, con il Sant'Agata che la sblocca dopo 11 minuti quando Bonfiglio serve un assist perfetto per Morleo che fa 1-0 per i biancoazzurri e secondo centro in campionato. Ma è una gioia che dura poco per i locali che al 23esimo incassano il pareggio del San Luca grazie a Pellè che è più lesto di tutti a risolvere da pochi passi dopo un tocco con la mano di Morleo sulla linea. Il Sant'Agata non demorde e ci prova per tutto il primo tempo a riportarsi in vantaggio con Bonfiglio prima e Maisano poi, ma i loro tentativi non producono l'esito sperato. Vantaggio che i biancoazzurri trovano però nella ripresa quando al minuto 75 ancora Morleo con una splendida conclusione da fuori area infila sotto l'incrocio dei pali il pallone che vale il 2-1 per il Sant'Agata, la sua doppietta personale e il suo terzo sigillo stagionale. Non si fermano più i padroni di casa che 2 minuti più tardi mettono a referto anche il gol del Tris, questa volta con Vitale che raccoglie il solito assist di Squillace in sforbiciata, gira alle spalle del portiere facendo così Sant'Agata 3, San Luca 1 e quarto sigillo in campionato per Vitale. Al 79esimo da registrare anche l'espulsione del calciatore ospite Carmelo Maisano per doppia ammonizione. Il Sant'Agata approfitta subito della superiorità numerica e al minuto 88 cala il poker con il neoentrato da Leo che, servito perfettamente da Montero, si presenta in area avversaria chiudendo la pratica San Luca e facendo gioire così i tifosi del Fresina. Il Città di Sant'Agata conquista la terza vittoria in campionato e vola in classifica al 6° posto con 9 punti, portandosi a 2 sole lunghezze dalla zona playoff. E parliamo di questa FC Lamezia Terme che, ahimè, perde in casa una partita abbordabile, almeno sulla carta inizialmente, contro il Santa Maria Cilento. 1-0 la vittoria per la squadra del Cilento e una forse mezza crisi in casa FC? Perché insomma anche la settimana precedente aveva un po' sofferto nella vittoria e se deve diventare la vera antagonista del Catania forse qualche punto un po' più deciso dovrebbe conquistarlo. Allora, penso che è una mia sensazione, dietro il Catania quest'anno non possa andare nessuno. Però, è una sensazione di tutti. Sì, sì, però dico, certo, si può creare questo antagonismo, è anche vero che dei campanellini, come dici bene tu, ci sono stati nelle scorse partite e quindi, se, come dicevo anche poco fa nel caso nostro, se non chiudi la partita rimane sempre viva, oppure se non riesci a fare gol, poi le squadre che non sono tutte, cioè ogni partita è difficile, È vero, quindi vero. Non ci sono partite facili. Guardiamoci gli highlights con le interviste post partita anche ai 2 allenatori. No, in questa partita ci sono anche meriti dell'avversario che si sono messi dietro la linea della palla, che non ti permettono alcune cose di farle, però se noi le facciamo a bassa intensità e diamo
possibilità all'avversario di sistemarsi e di noi non avere nessuna possibilità di sbocco di gioco. L'abbiamo fatto, quando l'abbiamo fatto in modo veloce e dinamico abbiamo creato difficoltà, quando lo facciamo a ritmi bassi ci creano difficoltà. Bisogna convivere con questi atteggiamenti di squadra avversaria, perché vengono stanno molto bassi e stanno molto bassi, devi avere la pazienza di trovare gli spazi. Ci è capitato già una partita che avevamo recuperato e vinto negli ultimi minuti, però avevamo una velocità di pensiero e di esecuzione diversa di quella di oggi. Noi sapevamo che oggi c'era da soffrire, abbiamo sofferto, abbiamo stretto i denti e alla fine abbiamo portato il risultato a casa e abbiamo concesso molto, ma molto poco alla Lamezia perché non registriamo parate del nostro portiere. Sì, loro è vero che hanno avuto una supremazia territoriale, ma siamo stati bravissimi a chiudere tutti gli spazi. Qui in casa Santa Maria c'è stata una rivoluzione rispetto all'anno scorso in termini di giocatori. Dell'anno scorso ce ne sono ben pochi, quindi impostare un lavoro ex novo non è facile. Ora piano piano, anche perché abbiamo cambiato modo anche in virtù delle tante assenze che ci affliggono da qualche settimana e quindi ora si stanno vedendo i frutti. Diciamo che in una settimana abbiamo fatto 2 vittorie e un pareggio. Primo appuntamento della stagione teatrale il 4, 5 e 6 novembre con la commedia Me figlia Mannichiliu di Franco Liccerdello. Lo abbiamo lasciato per ultimo il Catania di Ferraro, una battuta veloce, un Catania che, come hai detto bene tu, sulla carta non dovrebbe avere antagoniste per la vittoria finale, ma il campionato è lungo, certamente si è molto ottimisti per la straordinaria rosa che hanno messo a disposizione dell'allenatore, ma il campionato di Serie D, come hai detto anche tu, è lunghissimo e bisogna stare sul pezzo praticamente ogni settimana. Sì, penso che il Catania comunque non avrà grosse difficoltà a vincere il campionato perché è partito bene, già è un grande segnale, 6 partite su 6, quindi poi dico dove non arriva la squadra arriverà il pubblico, visto il boom di abbonamenti, quindi è vero. Penso che sarà il qualcosa in più come è stato per il Palermo e altre piazze importanti. E finalmente il Catania potrebbe riabbracciare prima possibile questa Lega Pro che un po' gli appartiene, non so se sei d'accordo Stefano. C'entra poco con il campionato forse dilettanti. Anche qualcosa in più, nel certo. senso anche una Serie B potrebbe andare abbastanza bene. Guardiamoci gli highlights con annesse anche le interviste post partita. No, diciamo è la prima volta che siamo usciti fuori dalla Sicilia, fare queste trasferte sono abbastanza dispendio di energia e tutto, però faccio i complimenti ai ragazzi perché arrivare qui in Campania contro la Ramaglianese è una buona squadra, una squadra di giovani, ha fatto l'aggressività, la loro forza, non era facile, abbiamo fatto la partita dall'inizio alla fine,
siamo stati bravi ad andare in vantaggio, abbiamo preso gol e dopo abbiamo avuto una forte reazione, forse per quello che abbiamo creato negli ultimi metri abbiamo sbagliato un po' la qualità di passaggio e forse in 3-4 occasioni il primo tempo bisogna essere più cattivari sotto la porta, però va bene, bisogna fare i complimenti ai ragazzi perché è una trasferta di grande dispendio di energie, perché la squadra siamo andati a Roma dopo 3 ore di pullman, cioè una squadra partire dalla Sicilia quando è sempre difficile organizzare questo tipo di partite e questo tipo di trasferte, però faccio i complimenti ai ragazzi, facciamo i complimenti alla società e al pubblico oggi che è stato caloroso dall'inizio alla fine. Sono contento della prestazione dei ragazzi e da domani pensiamo alla prossima. Diciamo che è stato tutto molto veloce, diciamo, perché mi sono trovato dalla Sampdoria a Catania in un attimo, cioè dal ritiro alla Sampdoria al ritiro al Catania. Poi col mister mi trovo molto bene, mi ha fatto inserire subito nel gruppo anche perché siamo, diciamo, vicini di casa. Voglio fare un ringraziamento anche a lui e a tutto lo staff, e specialmente a tutti gli over che mi danno tanti consigli. Ed è anche grazie a loro se sto migliorando e se sono in un buon momento. No, siamo tanti attaccanti, quindi di rigori ne ho calciati, quindi non è la prima volta che l'ho calciati, mi sentivo di calciarlo e è andata bene, quindi l'importante, ripeto, era fare gol, portare a casa soprattutto i 3 punti su un campo difficile, ce l'abbiamo fatta e ora pensiamo subito già da domani la partita di mercoledì, che per noi è non fondamentale di più. E i giocatori che sono qui siamo tutti uniti per un solo unico obiettivo, quindi tutti dobbiamo remare dalla stessa parte e tutti dobbiamo andare a raggiungere questo obiettivo che per noi è troppo importante, quindi la vivo in modo sereno, ma come la vivono tutti all'interno dello spogliatoio, e così deve essere. Abbiamo concluso dunque il tabellino riguardante il campionato di Serie D che ritorna in campo oggi pomeriggio per il turno infrasettimanale. Ci fermiamo, c'è la pubblicità, tra poco rientreremo con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai.
primo appuntamento della stagione teatrale il 4, 5 e 6 novembre con la commedia Me figlia Mannichiliu di Franco Licciardello. Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antone. Servizi di compravendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria. Ed inoltre assistenza partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734 Catania. Info 095 6174 981 oppure 095 6174 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giadaimmobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere. Eccoci rientrati dopo lo spazio pubblicitario. Siete con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Il consueto appuntamento del mercoledì alle 13 sul canale 15 del digitale terrestre di 7 Gold, dedicato interamente al calcio dilettantistico siciliano. Seconda parte che inauguriamo con la presentazione della prima edizione del premio giornalistico regionale Pietro Anastasi, che sarà di scena il 24 di ottobre alle ore 16 con ingresso gratuito presso il Teatro Falcone Borsellino di Mistretta. Nella puntata odierna di Penalty presentiamo adesso le nomination dei 9 giornalisti che gareggeranno per l'assegnazione del premio Pietro Anastasi. 3 le sezioni in gara: la sezione giornalisti di carta stampata, la sezione giornalisti radio TV e la sezione giornalisti sportivi.
Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antone. Servizi di compravendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria. Ed inoltre assistenza partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 6174 981 oppure 095 6174 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giadaimmobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere. Appuntamento dunque a lunedì 24 ottobre alle ore 16 con ingresso gratuito presso il Teatro Falcone Borsellino di Mistretta in provincia di Messina. Un parterre importantissimo per l'assegnazione del primo premio regionale giornalistico Pietro Anastasi. Adesso voltiamo pagina perché partiamo subito con il campionato di eccellenza e lo facciamo con il Girone A. Si è giocata la sesta giornata del girone d'andata, guardiamo subito i risultati. Pro Favara batte Casteldaccia 1-0, Don Carlo Misilmeri Enna Calcio 1-1, Leonfortese batte Nuova Città di Gela 1-0, Mazzara Calcio batte Castellammare 3-1, Mazzarese .2 batte Nissa 1-0, Oratorio San Cile e San Giorgio batte Parmonval 1-0, Resultana San Lorenzo batte Cus Palermo 2-0 ed infine Acragas 2018 batte Unitas Sciacca 4-0. In testa in questo girone A del campionato di eccellenza abbiamo in versione solitaria la squadra di Nicola Terranova. Agragas con 16 punti, con 14 Lenna Calcio, 12 punti Don Carlo Misilmeri, Mazzarese .2, Pro Favara, Unitas Sciacca. 11 punti il Mazzara, 10 il Casteldaccia, con 6 punti Castellammare e Cus Palermo, 5 punti Oratorio San Cile e San Giorgio, 4 per Nissa FC, Resultana San Lorenzo, Leonfortese e Parmonval. Chiude la classifica Nuova Città di Gela con 2 punti. Beh, è un girone A molto interessante, Stefano, perché diciamolo pure, ci sono 3, 4, forse anche addirittura 5 squadre che tenteranno di vincerlo. In questo momento vedo un po' l'Acragas superiore a tutte le altre, però anche in questo caso siamo soltanto alla sesta giornata. Sì, dici bene, siamo alla sesta giornata, però diciamo le aspettative erano quelle, Agragas, Don Carlo Misilmeri, la stessa Enna e la Mazzarese. La Mazzarese mi collego perché, ripeto, tipo Mazzarese, Don Carlo Misilmeri, Enna, già queste qua hanno giocato tra di loro. Sì. L'Agregas è l'unica, diciamo, che non ha giocato con nessuno. Scontri diretti. Esatto, siccome Don Misilmeri è del mio amico Utro, e quindi salutiamo. Effettivamente lui mi ha detto, quando io dico Mazzarese, Don Carlo Misilmeri 0-0, dici guarda che è una bella squadra, una bella realtà. E vedi caso ha vinto diciamo, contro la Nissa, quindi c'è qualcosa. Assolutamente. Ma sarà da vivere. Da vivere. Guardiamoci gli highlights proprio del big match che si è giocato domenica tra Don Carlo Misilmeri ed Enna. Risultato finale 1-1. Ben trovati allo stadio Giovanni Aloisio di Pianostoppa per questo incontro, il big match del sesto turno del campionato di eccellenza. E allora mettetevi comodi perché saranno 90 minuti, anzi qualcosa in più, tutti da gustare naturalmente, con i nostri highlights che partono con la discesa di Fricano sulla destra per il Misilmeri, poi la palla restituita al terzino che mette al centro, il tentativo di rovesciata da parte di Balistreri, pallone sul fondo, sono passati un paio di minuti ma qui grande palla gol per la Don Carlo, come stiamo per vedere, con la punizione di Piero Concialdi sulla testa di Luigi Mendola, il miracolo da parte di Caruso a mettere il pallone in calcio d'angolo che ne segue con ancora il sinistro di Concialdi a mettere in mezzo questo pallone allontanato dalla difesa, poi Secanni in posizione regolare non riesce a correggere in rete sulla sponda di Giuliano. È un ottimo inizio da parte della Don Carlo Misilmeri sulla falsariga di quanto visto in Coppa. Qui Secanna parecchia per Concialdi, incrocia col destro, non colpisce bene, palla sul fondo
prova a reagire, prova a tirarsi fuori dal guscio la formazione di mister Strano, oggi assente per squalifica dopo il rosso incassato 4 giorni fa. È bravissimo Costantino a chiudere su Angelo Caronia che poi si farà notare su questo calcio d'angolo, minuto 17. Il tocco corto per Arcidiacono che si libera, propone al centro il pallone sul secondo palo, c'è la sponda per Ivan Agudiak che porta in vantaggio Lenna all'improvviso al 17° minuto. Agudiak, che era stato in panchina in Coppa Italia, era stato tirato fuori per i rigori, aveva fallito il rigore decisivo parato da Marino, ma alla fine, quando può, mette la sua firma e porta avanti la formazione giallo-verde, oggi in completa tenuta bianca. Nel finale di partita prova a spezzare un po' il ritmo avversario Lenna con questo destro a giro di Biccio Arcidiacono, la palla sibila a pochi centimetri dalla traversa, poi sarà un assolo della Don Carlo Misilmeri, l'angolo di Concialdi, corto per Fricano che propone questa palla bassa e mezzo, il salvataggio straordinario di Caruso su Giuliano, ma è un antipasto per un gol che sicuramente avrete già visto. Minuto 97, lancio di Nomano, va a vuoto Balistreri, la palla si apparecchia per Simone Giuliano, la rovesciata straordinaria del difensore centrale della Don Carlo Misilmeri che al minuto 97 fa esplodere il Giovanni Aloisio, il capannello davanti ai tifosi biancorossi. Possiamo riammirarlo nel replay, questo straordinario gesto atletico, gesto tecnico, la rovesciata perfetta stilisticamente, può soltanto guardare Caruso. Nel frattempo il direttore di gara ha messo il fischietto alla bocca, ha posto i 3 fischi, ha posto fine a una partita straordinaria. Alla prossima. Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza. La qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antone. Servizi di compra-vendita ed affitti. Supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria. Ed inoltre assistenza partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 6174 981 oppure 095 6174 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giadaimmobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere. Pareggio dunque tra Don Carlo Misilmeri ed Enna Calcio, vittoria importantissima invece in un altro scontro diretto al vertice dell'Acragas che sbanca Sciacca. 4-0 il risultato finale, guardiamo gli highlights, compresa anche l'intervista post partita proprio all'allenatore dell'Acragas, Nicola Terranova. Abbiamo avuto il tempo, visto che c'è stata la partita infrasettimanale, i ragazzi sono stati bravi a mettere in atto gran parte delle cose che abbiamo preparato. Poi dobbiamo essere più bravi nell'incidere nella gara, nel determinare, perché il primo tempo potevate chiudere la partita del primo tempo. Abbiamo concluso tante volte e poi all'inizio del secondo tempo abbiamo subito la reazione degli avversari. Nei primi 5 minuti potevano anche pareggiare, però devo fare complimenti allo Sciacca perché si trova in una posizione classifica che nessuno immaginava all'inizio, anche se conoscendo il mister, essendo io di Mazzara, sapevo che questa squadra con lui poteva fare bene. Onestamente prima delle gare non mi accontento mai, a prescindere dal risultato, a prescindere dal risultato ampio o meno. È chiaro che questa è una squadra che ha tanta qualità, quando riusciamo a fare determinate cose diventiamo devastanti, nonostante l'avversario oggi fosse un avversario tosto. Per noi sono tutte partite importanti, sono tutti scontri diretti, perché abbiamo l'obiettivo e lo dobbiamo raggiungere. È chiaro che se punti all'inizio dell'anno a un portiere over ti deve portare tanti punti, e quindi l'obiettivo era questo. Oggi onestamente voi non avete guardato le altre partite, ma forse è la prima partita in cui riceve qualche tiro in porta, quindi oggi si è vista la qualità di Elezai, ma preferisco parlare del gruppo, del contesto in generale, perché lavorano tanto i ragazzi, sono un gruppo disponibile nonostante ci sono giocatori che hanno fatto categoria importante e si sono calati subito nella mentalità
nella mentalità giusta. Siamo un gruppo importante, siamo un gruppo con giocatori di qualità, di carattere, di esperienza. Però sono convinto che non solo noi abbiamo l'etichetta di favorita, credo che Enna e Mesilmeri siano allo stesso livello nostro. Probabilmente noi abbiamo più qualità, invece loro hanno più gruppo, nel senso che questa, forse qualcuno non lo sa, questa è una squadra completamente nuova, una squadra che oggi giocava con 9 undicesimi nuovi rispetto alla passata stagione. Chiaramente i giocatori di esperienza che ho mi stanno aiutando nella crescita del gruppo. Rieccoci di nuovo insieme, subito il campionato di eccellenza Girone B. Sesta giornata anche in questo girone B, guardiamo il tabellino dei risultati. Rocca Acquedolcese batte Real Siracusa Belvedere 4-1, Città di Comiso batte Nuova Igea Virtus 2-1, vittoria fuori casa del Modica 2-1 contro la Ionica FC, vittoria anche per la Leonzio 1909 5-1 contro il Città di Acicatena, vittoria esterna per la Nebros 2-0 contro il Milazzo, Siracusa Calcio batte Città di Taormina 3-1, pareggio tra SC Palazzolo e Santa Croce 0-0, così come Ispica 2020 Mazzarone Calcio. Addirittura sono 4 le squadre che attualmente occupano la prima posizione in questo girone B del campionato di eccellenza, ovvero Modica Calcio, Nebros, Rocca Acquedolcese, Nuova Igea Virtus. Con 12 punti Leonzio 1909 e Siracusa Calcio, 11 punti Città di Taormina, 9 Real Siracusa Belvedere, 8 il Mazzarone, 7 il Santa Croce, 5 punti per la Ionica FC. 4 punti per Città di Acicatena, Città di Comiso e Ispica 2020. Chiudono la classifica Milazzo con 3 punti e il Palazzolo con 2 punti. Insomma, sarà anche questo un girone che ci porteremo abbondantemente per un paio di mesi con questo ingarbugliamento in testa. Vedremo cosa succederà. Ci appassiona però. Fa il tifo per il Modica però. Non faccio il tifo per il Modica, però a livello societario sono un'ottima società ed è in questo momento secondo me la società più strutturata, anche Siracusa, dico, anche certo, l'Igea sì, perché sì, da 2-3 anni lotta sotto questo punto di vista, però dico Modica anche per gli investimenti, perché inizio anno ha fatto un investimento per poter giocare al Barone, prossimamente aspetta il Cagliari, quindi diciamo c'è un progetto dove non si sono mai nascosti. Insomma c'è un bel budget, quando c'è il budget nelle categorie. Ma la cosa bella è non nascondersi mai. Bravo. E penso che Rigoli a inizio anno è stato molto diretto, dice noi vogliamo andare in Serie D, punto. Bene. Quindi quello dovrebbe dare già mezzo campionato. È vero, è vero. La cartolina del Monti, perché poi è anche una cartolina culturale, non è soltanto una cartolina sportiva. Territorio di Vizzini, l'eolico scopale con una L, proprio l'energia. Se mettiamo una doppia L, palle, non è volgare, pallone, gira. Ed è stato un weekend dove il pallone ha corso. E cosa ha fatto il pallone in questo weekend? Ha stabilito equilibrio ancora maggiormente di quello che sembrava non esserci. Girone A e Girone B hanno avuto 2 sussulti con squadre che hanno avuto problemi tecnici. Pro Favara e Comiso, pazzesco.
senza allenatori in panchina fanno risultati assurdi. Una vince fuori casa con il Casteldaccia, l'altra in 4 giorni liquida il Modica in Coppa Italia e soprattutto batte l'Igia Virtus. Girano le palle dei presidenti, questa è la, devo dire, con criticità. Non ho voluto immaginare i 2 presidenti di Casteldaccia, soprattutto che conosco personalmente, Barresi dell'Igia Virtus. Quindi, ma le palle dei giocatori ci sono o no? Perché mi sono sempre chiesto, ma quando non c'è l'allenatore, o quando c'è l'allenatore, quando prepara una partita, l'inconscio, subconscio è che l'hanno preparata male, è mancato l'atteggiamento, perché normalmente tu, sapendo c'è una squadra in difficoltà, accendi un'idea diversa. Faccio un esempio, immaginate il boxer che entra sul ring sapendo che l'avversario non ha il coach all'angolo, non c'è chi gli dà lo sputacchio, dice ok, questo me lo tiro giù, e invece poi va a knockout ai primi 2 secondi. Questo è quello che è successo, il knockout, il KO di Casteldaccia e Igia Virtus. Fortuna vuole che i campionati sono corti, sono non lenti ma sono intensi, ovvero sono tutti vicini, e allora gli allenatori non rischiano, forse perché domenica è ancora domenica, ma attenzione, perché non c'è più tempo, o forse c'è tempo per aspettare il 20 novembre, se dovrebbe, come si dice in gergo, aprirsi o dovesse aprire il calciomercato con una porta più veloce, con un chiavistello più veloce, perché purtroppo si pensa che possa accadere questo dal 20 novembre. Girano le palle, ma il pallone non si controlla facilmente. Ciao dal Monti. Allora, siamo addirittura d'arrivo, che dire, Stefano Frasca, team manager di questo Vittoria, che ha assaporato già da questa settimana questo primo posto nel girone D del campionato di promozione. Abbiamo parlato di quello che è servito per arrivare dove siete adesso, guardate in prospettiva con molto ottimismo da quello che mi hai detto, e credo che questo fatto che dentro la squadra ci siano dei professionisti, parlo dal punto di vista dirigenziale, è una garanzia. Assolutamente, il discorso, come dicevo, della struttura societaria dà tranquillità allo staff, dà tranquillità ai giocatori, e quindi sanno benissimo che, dico, parliamo di nomi importanti, quindi sanno bene cosa devono fare, con molta umiltà, con molto lavoro, perché dico, settimanalmente devono diciamo, allenarsi bene. Dove vi allenate? Ci alleniamo al comunale, però ora effettivamente, se ci sarà un discorso di riapertura, cercheremo delle strutture diciamo, secondarie per poter riprendere, diciamo, il Manterboso e quant'altro. Però dico, parliamo, diciamo, che la rosa ha nomi importanti che non c'è bisogno di dirgli qualcosa, i ragazzi d'Agosto, Sferrazza, Leone, già quello che Rosa, sanno quello che devono fare. È vero. Allora, un in bocca al lupo per il proseguo della stagione, nella speranza magari di rivederci presto anche qui a Penalty. Grazie a voi per l'invito e a disposizione. Ringraziamo dunque il nostro ospite, così come tutti gli sportivi siciliani che hanno seguito anche questa settimana la puntata di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Ritorneremo in onda sul canale 15 del digitale terrestre di 7 Gold, naturalmente mercoledì prossimo alle ore 13. Se volete seguire anche la puntata On The Mind, lo potete fare benissimo ogni giovedì a partire dalle ore 15 con la versione dedicata interamente al campionato di promozione e al campionato di prima categoria. Basta andare sul canale YouTube Penalty Programma Sportivo. Grazie a tutti per essere stati con noi e appuntamento alla prossima settimana.